via. Di una festa paesana, di ballare a perdifiato, Di andare sulle giostrine di zucchero filato. Il dramma del coronavirus visto con gli occhi meravigliosi dei bambini e dal cuore dell'epicentro, il comune di Vo Euganeo. È un documentario davvero straordinario, quello arrivato al Lido alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presentato nello spazio della Regione Veneto alla presenza anche del presidente della Film Commission del Veneto, Luigi Baciarli. L'emozione arrivare a Venezia è un'emozione enorme, per noi essere presenti per la prima volta in questo che è il Tempio del Cinema con questo nostro cortometraggio che mi ha riportato alla mente tutti i momenti che abbiamo vissuti chiusi in casa con i nostri bambini. Vederlo qui adesso sembra qualcosa cioè è qualcosa di emozionante perché mi emoziona ancora adesso. Interpreti straordinari i bambini. Sono dei bambini eccezionali che sono cresciuti con l'appoggio di genitori che trovo all'altezza di creare i bambini che domani dovranno crescere in modo sereno e serio, cioè è difficile raccontare quello che si prova. Sono orgoglioso di loro, dei loro genitori.